La giunta regionale guidata dal presidente Rosario Crocetta ha deliberato ieri a Palazzo d'Orlean la data delle prossime elezioni amministrative in Sicilia. Nei 48 comuni dell'isola chiamati al rinnovo di sindaci e rispettivi consigli comunali si voterà domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno. La data dei ballottaggi invece è stata fissata per il prossimo 14 giugno. Dicevamo che i comuni siciliani interessati da questa tornata elettorale sono 48, tra questi 17 sono quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e che quindi andranno alle urne con il sistema maggioritario a doppio turno. Saranno solo due i comuni capoluogo di provincia, ovvero Agrigento e Enna. In provincia di Agrigento, oltre che nella città dei Templi, si voterà anche nei grossi centri di Licata e Ribera e ancora a Raffadali, Cammarata, Realmonte e Siculiana. In provincia di Caltanissetta sono invece 4 i comuni al voto, tra questi anche Gela. Le province di Palermo e Messina condividono la chiamata alle urne per il maggior numero di comuni, che sono 11 per entrambe. Nelle province di Ragusa e Siracusa invece si voterà solo a Ispica e Rosolini. 6 invece i comuni al voto nel Catanese e 2 nel Trapanese. La data delle elezioni amministrative in Sicilia coincide con l'Election Day voluto dal Ministero dell'Interno per altri 515 comuni della penisola, oltre che per le 7 regioni a statuto ordinario, dove si voterà anche per il rinnovo dei presidenti e dei consigli regionali.